E adesso una sorpresa da parte mia a tutta la gente che sta veramente sognando ad occhi aperti in questo fantastico viaggio senza tempo. E diciamo che varie canzoni che si stanno percorrendo in questo viaggio, su questa nave, certo abbiamo assimilato ad una nave. Si parla di classico napoletano. E sì, questa sera l'ho associato ad un cognome che a Napoli adesso ha un passaporto in tutto il mondo. E sì, signori, perché un cognome che solo nel pronunciarlo mi fa rabbrividire. Vi sto parlando del grande Gino Da Vinci! Sentimento, tutte le sue promesse non sono mai uscite. Ha sempre dimostrato che dice la verità, sto innamorata. Non è divorziata ancora e separata. Torna a casa tutte le sere. Buonasera a tutti. Raffaele, vieni, Raffaele, vieni. Innanzitutto grazie di questo grande affetto,
ma soprattutto grazie di avermi accolto in casa vostra, in casa di Raffaele, con questo grande affetto che mi insignisce e mi dà ancora un punto nella mia piccola e modesta carriera, negli anni ovviamente che ho avuto il piacere di cantare per il pubblico napoletano. Raffaele è un ragazzo che merita. Io stasera sono qua non a caso, sono qua perché mi sento, dicevo, inorgoglito di essere stato invitato da un giovane che poi tra le altre cose non è così poi tanto giovane, perché insomma ha dimostrato di affrontare stasera tematiche musicali non alla portata di ogni giovane che esce a Napoli, però quando un giovane che viene fuori si affianca al suo percorso artistico di persone come questa grande orchestra, questi grandi professori della musica, giovani ma belli, meravigliosi, questa struttura di luci e di fonico, se così si può dire, di audio, l'ingegnere del suono che saluto e ringrazio affettuosamente, Luigi. Voglio dire, questo qua non ha iniziato per giocare, ha iniziato per favore, e con delle canzoni che difficilmente si affrontano quando uno si affaccia alla ribalta del teatro e della musica napoletana. Quindi per cui io ho voluto esserci, perché a parte lo conosco, è nato artisticamente, diciamo, quasi nelle mie mani, nel senso che ti conosco quando ho sentito i tuoi primi pezzi, ti ho fatto dei complimenti, e quando mi hai invitato io veramente ne sono rimasto contento, perché ho detto questo è un giovane, anche io ho avuto i miei 20 anni, ma tengo 20 anni in più, insomma, voglio dire, ne ho 40, per cui voglio dire, ma anche io quando ho iniziato all'età di 7 anni, oggi ne ho 44, voglio dire, era bello invitare dei personaggi molto ma molto più grandi di me, che avevano un lustro, ed era un onore per me. Io non dico che Raffaele deve essere onorato della mia presenza, ma se mi è venuto ad invitare vuol dire che aveva stima nella mia persona, e io ne sono gratificato per questo. Grazie. Grazie. E che ben vengano questi spettacoli, però fatti così, con grande serietà, e credetemi, Raffaele, oggi giovani come me, voglio dire, perché alla fine io canto, adesso ho cantato Sto innamorato, che è una canzone moderna che io ho lanciato da pochissimi mesi, dopo canterò Si torna per fa pace, però voglio che sono canzoni moderne, perché giustamente dico Raffaele, ma io sì, tutto lo spettacolo che tu per esempio a un certo punto stai facendo è uno spettacolo variegato, cioè voglio dire, nel senso che ha tante canzoni, hai fatto i saltelli tra la canzone la best seller canzone della musica italiana come Perdere l'amore del grande Ranieri, come Quando del grande Pino Daniele, e ovviamente canti anche la canzone moderna, per cui aggettivi che canta prima il canzone meglio e poi tenga una sorpresa a Rob, perché mica me ne va così, state paziente, una cosa, ci preparato un piattino e che vuol dire a fare? Io sto a dieta e non posso mangiare, ci portate solo piattini, caso mai qualcuno mi dice ma sai, mi sa ti lascio questo per me male. Si torna per fa pace, poi sì, come dopo, grazie, sempre dal mio nuovo CD, grazie. Sapendo
Dimmi un po' che mi aspetta, mi faccio mettere un pensiero il caffè. Non ne mangiamo più perché... No, io voglio dire, no, mettiamoci un attimo, se mi permetti, viene a capirmi, il teatro è questo, voglio dire, e quindi sempre se non gara, perché vedo tutto, capito, tutta una parata, ci ho visto sul pianoforte, allora capite, scusate le spalle, purtroppo non avevamo un'altra entrata, perché per mettere tutto questo apparato, grazie alla regia del caro amico Peppe Loffredo, che farei un grande applauso, Peppe è una persona eccezionale. Allora io è promessa. Volevo dirti un'altra cosa. Dici. Io, tantissimi anni fa, nacque una canzone. Sì. Però adesso, oggi, 2011, questa canzone la cantano negli stadi, Sì. nei concertini, nelle feste. Sì. Sì. Ma guarda, ne fanno proprio le strafanno. Sì, Fanno tante una cosa incisioni, tante cose. Sì, magari oggi. se ricordo bene, questa è una canzone che in pratica noi a Napoli, siccome siamo abituati sempre a stravolgere un po' le cose positivamente, però tu parli di una canzone che è stata scritta nel 1915. Sì, perché esattamente, perché poi mia mamma e mio padre mi dicono sempre, ma non è come canto tu, questa canzone è nata. Sì, questa era una lettera, si è già capito, sempre se ci speravo. Cioè questa è una canzone che nasce come una lettera mandata da un militare alla propria ragazza, e quando nel 1915 quando nel 1915 si mandavano in lettere innamorate, purtroppo era la prima guerra mondiale, se non vado errato, no? Perché fu quella del 15-18, e difficilmente si tornava a casa. Chi riusciva a ritornare a casa era un fatto bello, perché insomma, voglio dire, la lettera poi mandata era comunque diciamo, aveva un buon fine. E allora io la posso cantare a modo mio, se ho capito bene. Poi tu belle prima si esce capiti, se lei ti segue, se non è essa mi filmi, facevo come Paolo Bonoli, il suo concorrente. Tagli fine. Stai lontana, sto no, apri fuori, niente voglia, niente spera, poterti sempre a fianco. Si sicuri che stanno, come sono sicure
Grazie a tutti, è stato un piacere stare con voi. Non ti piglia troppa conferenza, se no ti pigli tutta la scena. Ma invece noi stiamo qua per gustarci lo spettacolo del grande Raffaele. Grazie. Ringrazio.